Da oggi fino al 15 aprile dell'anno prossimo, obbligo di catene a bordo o in alternativa di pneumatici termici per chi viaggia in autostrada. Anche se i media non hanno dato ampio rilievo alla notizia, gli automobilisti in linea di massima sono corsi ai ripari e si sono messi in regola. È organizzato? Si è organizzato, ho messo i pneumatici antineve sulla macchina. Quanto le è costato, se posso chiederglielo? Ma guardi, onestamente non so perché ci ha pensato l'azienda a mettere sulla macchina, quindi non ho idea di quello che abbia pagato l'azienda, perché erano comprese nel contratto di noleggio della macchina. Le gomme termiche c'ho. Le ha cambiate quando? 20 giorni fa. Allora lei viaggia tranquillo? Su tutti i mezzi. Negozi di accessori per auto e gommisti da giorni sono presi d'assalto e alcuni hanno addirittura finite le scorte di magazzino. Il vostro lavoro è aumentato, ci sono state tante richieste? Sì, negli ultimi 15 giorni il lavoro si è aumentato tantissimo e in alcune misure si è già terminato il prodotto, quindi non sappiamo come soddisfare le esigenze dei clienti. Sto montando le gomme da neve. Quindi corre ai ripari? Sì, certo. Anche è una questione di sicurezza. Pesanti le sanzioni per chi sgarra, si va dai 39 euro ai 159 nei centri abitati e dagli 80 ai 318 fuori città e in autostrada. Non lo sapevo e quindi io sono in fallo, non le ho a bordo e rischio una multa. Temo proprio di sì.